Sindaco Gastone Martorell, un'Arco struttura rinnovata grazie a un importante intervento. Che alla fine sono circa 1.450.000 euro e l'obiettivo è quello di avere una struttura che venga data alla comunità, alle associazioni ovviamente, al costo più basso possibile. Ovviamente avremo piacere di darla senza far pagare un fee alle associazioni. Questo non è possibile, non possiamo creare dei costi, ma l'obiettivo finale è proprio quello di far sì che le associazioni crescano, che portano avanti il bene dei nostri ragazzi rimanendo in vita. Cosa si intende per palestra più green? Palestra più green, diciamo che qui si è lavorato molto soprattutto sull'isolamento, perché inizialmente c'era una copertura in PVC e adesso ci sono 180 mm di isolamento termico che portano la struttura ad avere un consumo prossimo allo zero, un consumo termico sia in estate che in inverno prossimo allo zero. Onorevole Marina Marchetto, lei ha associato la struttura con l'articolo 33, il benessere dei giovani, ci racconti un po'? Sì, è dal settembre del 2023 che è entrato lo sport nella Costituzione. Lo sport dà quel benessere psicofisico che è indispensabile a tutti noi, ma soprattutto insegna ad alzarsi, e nella vita si può cadere parecchie volte. Insegna la generosità, la lealtà, il sacrificio, la meritocrazia, tutti quei valori che rendono i nostri ragazzi forti anche per affrontare le difficoltà della vita e generosi nei confronti dei loro coetanei, perché solo dando il buon esempio, e lo sport è padre di buon esempio, possiamo contare su un rinnovamento, su una rinascita di questi giovani che qualche volta vengono dipinti come ragazzi poco affidabili, ma il più delle volte, anzi la maggioranza, sono la nostra splendida e sana gioventù.